Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po, dove la piazza, sabato 17 giugno, era gremita per vedere il saggio di fine anno della scuola di danza Il Cigno di Annalisa Nardi. Il saggio, intitolato Danzando per l'Occidente, ha visto le allieve e gli allievi impegnati per il pubblico tagliolese con le coreografie dell'insegnante e direttrice artistica della serata Annalisa Nardi. Presente il sindaco Leila Malangoni, che è salita sul palco a parlare agli allievi e a premiare l'insegnante per l'impegno avuto verso i bambini di Taglio di Po. Nella serata le ballerine si sono esibite in più stili di danza, con i più piccolini del corso di propedeutica alla danza muovere i primi passi sul palco, intenerendo tutti. L'insegnante, dopo aver fatto i ringraziamenti, ha salutato annunciando che rivedremo gli allievi del Cigno per la fiera tagliolese a luglio.